Delle circa 400 imbarcazioni presenti fra Porto Pubblico e Porto Carlo Riva al momento della mareggiata, ancora 60 devono essere recuperate. Il comune di Rapallo punta a liberare la zona della passeggiata di piazza 4 novembre entro Natale, iniziando però dalla zona della foce del torrente San Francesco. Lì è stato fatto un intervento immediato il 1° novembre, dove è stata rimossa la barca più pericolosa. A seguire è stata rimossa una seconda imbarcazione che era appoggiata sul tubo a mare dell'impianto fognario presente, e poi adesso inizieranno martedì con la rimozione del motor yacht Chocolate, che è una barca molto grossa, comunque sempre sul San Francesco. Per fare questo è stato fatto in questi giorni un dragaggio per permettere alla chiatta di poter arrivare in prossimità del castello e poter intervenire. Un elemento determinante per la rapidità dell'intervento è stato il coordinamento. I proprietari delle barche, tranne che in 2 casi, si sono consorziati anche per quanto riguarda le assicurazioni. Intanto il Porto Carlo Riva ha firmato il primo ordine di massi per rimettere in sicurezza la parte interna dell'approdo. Pensiamo che dalla settimana prossima inizino ad arrivare 15.000 tonnellate di massi naturali, massi ciclopici vengono chiamati così perché sono tutti quanti oltre le 7 tonnellate, e il muro, che ovviamente in questo momento diventerà un rinforzo, verrà tagliato e verrà iniziato a essere posizionati i massi che ne deriveranno, in modo tale che un domani possano poi servire a un ulteriore rinforzo del piede della diga. Per quel che riguarda quindi il programma è: nei prossimi 2 mesi mettiamo in sicurezza il porto per fare in modo che affrontare tutto l'inverno e le mareggiate che probabilmente arriveranno, insomma, attraverso questa nostra opera, questa prima fase 1, sicuramente ci metterà nelle condizioni di poterlo fare con la giusta cautela, ma con estrema tranquillità. Nel lungo termine poi il porto punta a riaccogliere le prime 100 imbarcazioni già all'inizio del mese di giugno del 2019, con l'obiettivo di far ripartire un approdo che, calcolando diretto e indotto, dà lavoro a circa 500 persone. Io penso che ci sia assolutamente la volontà di tutti i nostri clienti di avere ancora delle barche. Non vogliamo dare dei tempi brevi, perché poi sappiamo bene che non è che possiamo fare tutto quanto in pochi mesi, però riteniamo che dal 1 giugno le prime barche che dovessero uscire dal cantiere potranno iniziare ad avere in parte il loro ormeggio.